Grazie alla generosa ospitalità del Comune di Gravina e grazie all'attuale presente Assessore alla Cultura, abbiamo il piacere e l'onore di inaugurare una mostra in questa Sala delle Arti di due grandissimi artisti di fama internazionale. Il maestro Vittorio Ribaudo e il maestro Giuseppe Ranno, ai quali io direi di fare un applauso. Due artisti che hanno riscontrato successi enormi e che hanno delle tecniche di pittura completamente diverse, ma entrambe mirabili. E a me tocca parlare del maestro Vittorio Ribaudo, dopo cederò la parola al dottor Luzio che parlerà del maestro Ranno, ci scambiamo i compiti. Il maestro Vittorio Ribaudo ormai opera nel campo da 70 anni e la sua particolarità è quella di aver avuto la capacità di inventare delle tecniche di pittura nuove, completamente nuove. È un genio dell'arte, poiché anziché limitarsi alla tela, ha trovato nella materia uno spunto in più per poter creare delle immagini nuove in contesti nuovi. E credetemi, ha dovuto inventare di sana pianta centinaia di tecniche di pittura, perché ogni materia ha un assorbimento diverso, quindi deve usare dei materiali diversi, dei colori diversi, degli oli diversi in base al materiale. E lui praticamente nel corso degli anni ha perfezionato queste tecniche fino a realizzare queste meraviglie che voi potete vedere. Ha dipinto su tutto, ha dipinto su tela, ha dipinto su marmo, su agata del Brasile, sul legno, su sughero, su renna, su pietra, anche sulla pietra ha dipinto. Qualcosa di veramente straordinario. E che dire, come pittore è famoso un po' in tutto il mondo. È stato chiamato a Tokyo per affrescare un grandissimo salone, un salone di 30 metri, una parete di 30 metri, nella quale ha voluto anche ritrarre me, il maestro, e io lo ringrazio. Il maestro Ribaudo ha portato un'innovazione nel campo dell'arte moderna. È stato insignito dai più grandi critici, compreso Vittorio Sgarbi, ed è esposto un po' in tutto il mondo. I suoi quadri sono famosi in tutto il mondo. Credetemi, vederlo dipingere e vedere creare queste opere è qualcosa di unico. Pensate che i suoi quadri sono unici in assoluto. Perché? Perché la materia non si ripete mai due volte. Quindi un quadro dipinto sul legno è un'opera unica e irripetibile. Si può riprodurre l'immagine, ma non si può riprodurre la materia. Quindi ogni suo quadro è un'opera veramente unica. Sognavo di presentare te, raccontare tutto quello che hai fatto e che abbiamo fatto insieme. Credimi, io parlerei più di te che di me questa sera, credimi. Sì, col maestro Ribaudo, che tra l'altro ha dipinto, diciamo che molti libri di grandi autori contengono i disegni del maestro Ribaudo, da Verga a Pirandello, De Amicis, e ha voluto onorare anche me con i miei libri, mi ha voluto onorare in un binomio d'arte meravigliosa, perché non ha semplicemente messo delle immagini nei miei libri, ma è stato un connubio d'arte, una fusione tra due arti. A volte io mi sono ispirato ad una sua opera per scrivere una poesia, a volte lui si è ispirato alla mia poesia per scrivere, per disegnare un'opera. E credetemi, vederlo è qualcosa di straordinario. Pensate, guardate, vi voglio raccontare soltanto un episodio per capirci. Eravamo in una TV privata
il maestro Vittorio Ribaudo ha portato con sé un vetro di Murano, un bellissimo vetro di Murano, e ha detto: io dipingerò una marina sul vetro di Murano il tempo che il poeta Magritte recita una poesia sul mare. Io mi scandai, una poesia dura 1 minuto e mezzo, la stiracchiai come potevo, l'avrò fatta durare sì e no 3 minuti. Mi giro, c'era un'opera meravigliosa in 3 minuti. In 3 minuti ha creato un'opera meravigliosa sul vetro di Murano, tanto che il direttore della televisione se l'è accaparrata subito. Ecco, questa è la grandezza di questo uomo straordinario che ci ha fatto sognare per anni e che continuerà a farci sognare. Io lo ringrazio di vero cuore per tutto quello che ha donato a tutti quanti noi e per tutto quello che ancora ci potrà donare. Grazie maestro. Sinceramente vorrei dire solo 2 parole perché mi commuovo, purtroppo. Questa festa, questo amore, questa stima che lui ha raccontato, io non voglio aggiungere e togliere, e mi fa onore e mi gratifica i miei sacrifici. Grazie maestro. Ora invito l'amico Luzio a parlarci di un altro grande artista del nostro tempo, tutti e 2 siciliani, vantiamoci. Grazie maestro Magritte. Innanzitutto io condivido pienamente tutto quello che ha detto per il maestro Ribaudo, che ho conosciuto nella tua splendida location, nella tua splendida associazione Maranzatono, dove ho conosciuto anche il maestro Ranno, perché lì era una fucina di artisti, in passato si facevano tante belle cose, no? E quindi l'associazione è ancora viva con la poesia, e sono rimasto sempre colpito da Ribaudo e da Ranno, 2 maestri messi lì dove c'è, come tu hai detto, una differenza nelle tecniche pittoriche, però ci sono dei punti di congiunzione nella pittura che più tardi magari diremo. Io vorrei dilungarmi, però chiaramente la serata poi ci sarà lo spettacolo, quindi dobbiamo essere sintetici. Io del maestro Ranno sono onorato di poterlo presentare perché ci conosciamo da oltre un decennio e quindi ho avuto il piacere di poterlo un po' seguire in questi anni, ma già lui era affermatissimo perché ha ricevuto moltissimi premi in ambito nazionale e internazionale. Anche ne cito uno, cito l'Accademia che c'è a Firenze, il Marzocco, l'Accademia importante, sì, importantissima, e poi tanti premi alla carriera, compreso il premio che abbiamo dato noi come associazione Omni Arte Eventi sul castello di Ace Castello. Abbiamo dato l'Aquila di Federico II, che è un premio che diamo alla carriera. Ma tantissime, lui appare, le sue opere appaiono in tante riviste, in tanti annuari, e ha fatto tantissime collettive. Ma ritorna a Gravina perché è nato a Gravina nel 42, è nato a Catania nel 42, ma ritorna a Gravina perché vive a Gravina in questa sala dove nel 1996 ha organizzato, è stato ospite di una, diciamo che è stato ospite di una personale sua qui. E poi in tantissime collettive, anche qualche settimana fa è stato presente nelle nostre collettive. E quindi questo è l'aspetto, diciamo, biografico del maestro, ma ci sono delle chicche che io vi voglio raccontare. Il maestro ha creato un'officina d'arte, ha creato intanto uno studio, ma un'officina d'arte attrezzatissima per la pittura, con tutti gli attrezzi possibili e immaginabili, dai pennelli ai supporti, dove la sua creatività ha fatto sì che questi oggetti fossero più comodi per poter lavorare la pittura. E mi ha sorpreso una volta vedere un cavalletto che è stato modificato da un cavalletto fisso, diciamo, cavalletto di legno, è diventato un cavalletto elettronico, cioè con un pulsante si alzava, quindi voglio dire, tutte queste particolarità fanno parte della creatività. Quindi l'officina d'arte, che poi è diventata anche una scuola di pittura, perché ha ospitato tantissimi allievi che hanno potuto apprendere le tecniche, bellissima, aperta tutt'oggi in via Ventimiglia. E allora il maestro Ranno ha avuto sempre l'umiltà di partecipare
a delle collettive dove spesso il livello non era il suo, ma con grande veramente umiltà, l'umiltà dei grandi, non si è mai rifiutato di partecipare a queste collettive, così come mai non si è mai rifiutato di collaborare con chiunque organizzasse una qualcosa per l'arte. Per esempio, organizzatore di mostre, lui ha dato il suo contributo fisico anche a organizzare le mostre, quindi creare i supporti, i cavalletti e quant'altro. Quindi questo fa veramente onore. Io rivolgo un applauso per l'attività che ha fatto in questi anni. E adesso parlerei dell'aspetto tecnico. Ranno aveva le tendenze fin dall'infanzia, tendenze artistiche, che ha sviluppato man mano nel tempo con delle sperimentazioni autodidattiche, va bene? Quindi è un autodidatta che man mano le sue sperimentazioni lo hanno portato a creare una pittura particolarissima, raffinata. Non è mai un artista di getto, non è un artista impressionista, va bene? Ma la sua è una pittura elaborata, una pittura creata da studio, creata veramente da una ricerca nella materia, nei colori. E i quadri, lo potremmo vedere, i quadri non sono una sovrapposizione di colori esteriori, non si vede il colore quasi, il colore si plasma, il colore è uniforme, cioè viene mescolato in maniera tale che diventa così come la pelle, diventa un quadro, è come se fosse una pelle calda. Quindi i quadri che noi vediamo del maestro Ranno, soprattutto i nudi, va bene, si vede questa fisicità, questo sguardo e questa pelle delle ragazze che ha dipinto, e c'è il calore quasi quasi, perché se voi toccate anche lì le tele troverete proprio il velluto della pelle, quindi è una sua particolarità che ha creato una tecnica sua. Ma c'è da dire di più, non ha solo creato questo, ha voluto rappresentare tutto ciò che trovava di bello. Magari un'immagine, magari una fotografia, magari uno scorcio, perché ha anche una paesaggistica, un settore, una bellissima paesaggistica che ha creato, ma lo ha riportato, ha rappresentato quest'arte con una sua personale interpretazione. Non è mai la stessa di quella che può essere l'immagine, ma viene reinterpretata, dipinta con una precisione maniacale. Nulla è lasciato al caso. Tutto viene descritto nei minimi particolari, l'opera è minimalistica, cioè c'è una grande, veramente, ricerca nel particolare. Ecco perché iperrealismo, ecco perché si allaccia al classicismo, si allaccia a volte anche al neoromanticismo, perché il pittore Ranno, il maestro Ranno, ama la bellezza. Non troverete mai nelle sue opere un quadro inquietante, troverete quadri sempre belli, sempre caldi, sempre con uno sguardo accogliente e dove c'è molta serenità. La serenità si evince anche dagli sguardi, dalle posizioni delle figure che spesso rappresenta e che fanno capire la bellezza. Quindi lui ama rappresentare la pittura in maniera veramente allegra, in maniera gioiosa, in maniera serena. Cito anche una sua vena artistica, non fa solo le figure. Maestro Ranno, dicevo poco fa le paesaggistica, ma fa anche le nature morte, che sono veramente eccezionali. Poi ha anche un filone dedicato alla scultura, perché gioca con la materia, gioca con gli impasti, spesso sono gessi, sono argille, va bene, che vengono elaborati, dove nascono delle opere. Lì c'è un po' di simbolismo, perché sono opere non sempre nate proprio dalla fantasia a volte, e vengono poi sempre personalizzate. Allora rappresenta in queste opere, ha fatto anche delle opere di arte sacra, perché anche lì l'arte sacra viene curata nell'aspetto spirituale, perché attraverso il quadro, attraverso il soggetto, chi è l'osservatore riesce a cogliere veramente la spiritualità, il sacro. Quindi quelle figure rappresentano quella che è importante, la luce. Ecco, nel gioco di luce e ombre, qui c'è un riferimento anche caravaggesco, c'è il lavoro, c'è il quadro che nasce dalla sua produzione, ripeto, non è mai casuale, è un quadro elaboratissimo ed è
Se voi pensate, una tela ha migliaia di passaggi, ci sono migliaia di velature, di sfumature, di pennellate, cioè la tela diventa poi un'opera unica, quindi diventa quasi veramente una fotografia. E da vedere, qui avete visto, ci sono dei quadri bellissimi dove, come ripeto prima, si rappresenta la bellezza. Grazie. Anello di congiunzione con il maestro Ribaudo lo trovo proprio in questa bellezza, in queste figure gioiose e serene che anche il maestro Ribaudo fa, dove rappresenta la Sicilia con un'altra tecnica, rappresenta il vissuto del lavoro, rappresenta tutta la storia, e quindi lì trovo il calore nostro siciliano. Complimenti, grazie. Io invito l'assessore, se vuole dire due parole. Grazie, buonasera a tutti e grazie ancora una volta di essere qui a Gravina da noi. Io vi scopro sempre di più in questo mondo di cultura, interessati e innamorati. Oggi siamo con due maestri di fama internazionale. Grazie alle vostre presentazioni che avete fatto di questi due maestri illustri, io ho potuto guardare i vostri dipinti. Sono veramente stupita. L'entusiasmo è ancora di più, quindi complimenti a voi e grazie per essere qui da noi a Gravina. Noi stiamo cercando di fare un lavoro di squadra, grazie alle associazioni, grazie all'associazione Maranzatomo, tu ne hai tantissime associazioni, Omnia Arte Eventi, che li raggruppa tutti quanti, ecco. E grazie a questa associazione, diciamo, e non solo, stiamo cercando di portare avanti la cultura attraverso appunto la pittura, la fotografia, la musica, tutte le forme di arte. La parte amministrativa chi la segue? Il dottore Lapisarda, naturalmente. Come avete capito, c'ho un assessore vulcanica che ci pensa pure la notte quello che vuole realizzare. Domani mattina me la vedo spuntare in ufficio e già ha le idee chiare di quello che vuole fare. E io purtroppo devo stare dietro. Spero di andare in pensione quanto prima, così, perché sinceramente con questo ritmo non si può. A parte tutto, io devo ringraziare veramente voi che stasera siete qua. Io ho l'opportunità stasera di conoscere il maestro Ribaudo, anche del pittore Ranno, che tra l'altro credo che sia un nostro concittadino, è vero o no? Abita a Gravina e ci conosciamo da diversi anni. Quindi che dire, grazie a tutti voi per aver partecipato a questo evento, ne seguiranno tanti altri perché, ripeto, l'assessore non ha intenzione di fermarsi. Grazie a tutti e buona serata. Bene. E allora consentitemi in onore del maestro Ribaudo a questo punto di parlare a modo mio. Consentitemi, io scrivo poesie, quindi mi sembra anche logico. Se permettete, voglio decantare un personaggio degno di gran gloria. È vivo e lo so non lo posso fare. Ribaudo Vittorio, uomo e storia. L'uligno fa lo fuoco dell'inferno. Lo marmoro significa passaggio. E le preziose stanno un sempiterno per st'uomo che non ci ha visto sto messaggio. Sopra queste cose voi sa disegnare dell'aligheridante la commedia e le pennelli ci arriverà a dare la vera fama che non si rimedia. Solo con c'ave l'arte in cialo cuore e la sua mano scidrica sicura lasciare poi all'umunno si tesori. Impronta viva all'epoca futura. Vittorio Ribaudo. E ora invito l'artista Cinzia Asciuto a chiudere la serata in bellezza. Non andate via perché dopo c'è un piccolo rinfresco.
L'artista Sinciasciuto, per passione sua, per amore suo, ha riscoperto, dato che si è trovata ad avere una meravigliosa voce, si è trovata ad amare la chitarra, quindi a suonare la chitarra, si è trovata ad amare la nostra tradizione popolare siciliana, ha voluto ripercorrere nel tempo gli antichissimi canti della nostra terra, i canti che sono stati i canti che ha portato avanti la nostra Rosa Balistreri, e lei questa sera ce li ripropone con la sua versione. Prego. La tua finestra ci si minasti giuri e dopo ci visi carovani sbuccia su tutti bianchi e rossi come la tua facciuzza. Marito